Santo Nero più amato dagli agrigentini riabbraccerà metaforicamente i suoi fedeli, previste 3 messe in piazza alle 7, alle 9 e alle 20:30, in occasione della festa iniziativa di solidarietà per i poveri. La campagna vaccinale subisce una battuta d'arresto, la gente richiede sempre meno dosi. 3 rinviati a giudizio, tra cui il padre del bimbo rimasto schiacciato dal carro del Carnevale di Sciacca. Progetto Spartacus, ex assessore Mariella Lobello pignora assessorato per il rimborso delle spese legali. Euroform racconta i mestieri a Villa Saeta, la mostra di Alessandro Tedesco per Acquarinto, lunedì convegno degli architetti sul superbonus. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Manca poco al via dei festeggiamenti in onore di San Calogero, la festa degli agrigentini. Dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia, grazie all'intesa tra le autorità locali, San Calogero tornerà fuori dal santuario per riabbracciare, seppur metaforicamente e rispettando il distanziamento, i suoi fedeli. Il culmine dei festeggiamenti è in programma per il 4 luglio in piazza Marconi, dove sarà possibile partecipare alla Santa Messa in una inedita chiesa all'aperto allestita a cura del comune di Agrigento. Nella piazza, per assistere alla celebrazione della messa, saranno posizionate 450 sedie, limite consentito nel rispetto delle misure di distanziamento. In piazza Stazione ci saranno 3 celebrazioni, la prima alle ore 7 del mattino, la seconda alle 9, la terza alle 20:30. L'intera area sarà delimitata da transenne fornite dalla Protezione Civile, che seguiranno un percorso ben definito per contingentare i flussi di pellegrini che avranno la possibilità di avvicinarsi a pochi metri dalla statua del Santo. Per tutta la settimana, da domenica 4 luglio, decine di volontari saranno a servizio della comunità. Il nostro direttore Arturo Cantella. Un PMA medico è stato approntato oggi a Piazza Stazione in vista delle celebrazioni religiose di San Calogero che quest'anno, a causa del Covid-19, si svolgeranno nella piazza. Un centro medico assistito è stato impiantato dalla Protezione Civile in collaborazione con il Comune di Agrigento, altre associazioni di volontariato con aria condizionata, lettini per il ricovero e tutto il materiale medico necessario per chi può averne bisogno di assistenza dovuto al caldo o alla stanchezza o altre cause. Domani saranno le 3 messe, una alle ore 7, una alle ore 9, una alle ore 20:30. Naturalmente quella più calda, quella delle ore 9, può essere problematica, infatti la temperatura è alta, non ci sono coperture per la platea, quindi capite bene, ci può essere anche qualche avventore che può avere un malore. Peraltro io da medico, non tanto da sindaco ma da medico, ho voluto fortemente, grazie anche alla Protezione Civile provinciale, devo ringraziare il dottore Marzio Tuttolomondo che ha montato questo PMA. All'interno l'ho voluto arredare io come una vera e propria corsia di emergenza ospedaliera con 4 lettighe, il carrello per le medicazioni, il carrello per le urgenze, defibrillatore, pallone di ambu, portaflebbo e anche medicazioni oppure eventualmente punti di sutura, quindi abbiamo previsto un po' tutto. Poi ci sarà naturalmente affiancato a noi anche il 118, ci sarà anche la Croce Rossa, quindi penso che l'organizzazione è stata massima. Infine, proprio qua dove noi per ora stiamo parlando, ci saranno 2 infermieri dell'ASP che somministreranno un tampone rapido, perché in caso di un malore, è vero che il malore può essere provocato dal caldo, ma per ogni evenienza può essere anche un malore provocato da qualche altra patologia. In questo caso abbiamo la pandemia da Covid-19, quindi prima si farà un tampone rapido e immediatamente quindi verrà ricoverato chi si sentirà male all'interno del presidio. È sicuramente qualcosa di bello, utile, speriamo che non serva a niente ma che sia pronta all'opera, è quello che ci auguriamo tutti, però quando ci sono le cose belle è anche un piacere poter apprezzare qualcosa che può essere utile alla collettività. Ci auguriamo che domani sia un bellissimo momento per tutta la città, che possa con tutte le limitazioni riabbracciare San Calogero e vivere in parte la festa di San Calogero e poter onorare il santo e la fede che ciascuno porta nel cuore di tutti i devoti.
È un San Calogero un po' atipico rispetto agli altri anni, ma diciamo il Covid ci impone determinate regole da rispettare. Sicuramente sì, per chi è di Agrigento, per chi è cresciuto ad Agrigento sa tutta la ritualità, la liturgia tradizionale legata alla festa di San Calogero, per cui domani magari si troverà disorientato, non potendo vivere tutti quei gesti che davano contenuto alla festa di San Calogero, però sicuramente la comprensione da parte di tutti ci aiuterà a fare questo piccolo sacrificio tenendo conto delle norme che ci sono, delle limitazioni, delle scelte che sono state fatte e devo dire condivise da parte di tutti, la Rettoria, la Confraternita, l'Associazione dei Portatori, tutte le istituzioni che si sono messe in gioco, e siamo sicuri e confidiamo nella buona riuscita del momento di grazia che domani la città vivrà, potendo riabbracciare virtualmente ma anche con tutte le limitazioni San Calogero. Il piano che è stato sociosanitario che è stato redatto prevede quindi una postazione, un posto medico avanzato qui in piazza Stazione. Penso che possa essere di aiuto, considerato che il caldo sicuramente è una giornata particolarmente calda, quindi ci aspettiamo che qualche persona possa avere dei problemi. Per evitare di intasare in questo momento l'ospedale è stato realizzato questo posto medico avanzato qui in piazza Stazione. Ecco, fattivamente, anche dico, strutturalmente come verrà gestito e cosa ci spieghi un po' come è la struttura, come è realizzata la struttura? Allora, è una tenda pneumatica e sarà gestita dal 118, quindi infermieri e medici del 118. Poi avremo anche delle associazioni di volontariato di Croce Rossa e Gise che ci aiuteranno per la gestione dell'evento. Vediamo dei lettini con l'aria condizionata, un posto sicuramente molto confortevole. È un ospedale da campo vero e proprio, quindi attrezzato per tutto quello che serve. Ci saranno anche altri volontari, quanto resterete qui? Tutta la settimana o solo la giornata di domani? No, il PMA sarà attivo soltanto per la giornata di domenica, quindi avremo la presenza di una trentina di volontari. Ed in occasione della festa di San Calogero, iniziativa di solidarietà dei Carabinieri di Agrigento, per tutta la durata dei festeggiamenti saranno raccolti con una colletta dei beni di prima necessità da distribuire ai poveri. Vediamo. In occasione dei festeggiamenti in onore del compatrono di Agrigento, su iniziativa del cappellano militare dei Carabinieri della Sicilia, Don Salvatore Falzone, i militari dell'Arma dei Carabinieri di Agrigento hanno messo in campo l'operazione San Calogero, illustrata stamani nel corso di una conferenza stampa, coinvolgendo anche la Confcommercio di Agrigento, la FIPE, l'Associazione Volontari di Strada, l'Associazione Nazionale Carabinieri e l'ANIOC, Associazione Nazionale Insignite Onorificenze Cavalleresche. Da oggi, per tutta la durata dei festeggiamenti, verrà realizzata infatti una colletta di generi di prima necessità, tante le attività commerciali delle città sensibili all'appello lanciato che hanno aderito all'iniziativa che mira ad aiutare le famiglie più bisognose. L'idea nasce da Don Salvatore Falzone, dal nostro cappellano militare, che ha voluto coinvolgerci in questa iniziativa, un'iniziativa benefica volta a stare ancora di più vicini alla nostra popolazione attraverso un forte coinvolgimento di quelle che sono le associazioni di commercianti, quindi in particolare Confcommercio, FIPE, ma anche associazionismo puro, e cioè volontari di strada, l'Associazione Nazionale Carabinieri e l'Associazione Nazionale Insigniti di Onorificenze Cavalleresche. Tutti insieme contribuiremo a raccogliere tutto ciò che è necessario per i bisognosi, per coloro i quali in un periodo pandemico, ma in generale in un periodo difficile, sono rimasti con poche speranze. Allora, io ringrazio il colonnello Vittorio Stingo e con lui tutti i carabinieri del comando provinciale di Agrigento. Lo ringrazio soprattutto per aver sposato questa iniziativa. Siamo nel periodo di San Calogero, sappiamo che era San Calogero per noi agrigentini, ecco io sono agrigentino, il quale passava sotto i balconi per raccogliere le derrate alimentari da portare ai bisognosi. All'epoca c'era la peste, ora c'è il Covid. Quindi conoscendo la grande valenza dei nostri carabinieri ho
datosi che nelle stazioni vanno a bussare soprattutto le persone indigenti, le persone reiette. Ecco, mi sono chiesto perché non facciamo qualcosa, perché non emuliamo San Calogero, ecco, perché non facciamo un'opera di carità. In gergo si dice l'operazione è per arrestare le persone, noi invece arrestiamo la fame, diciamo. Ecco, vogliamo arrestare questa crisi e questa situazione di disagio. E difatti ringrazio di vero cuore il comandante, tutti i comandanti e soprattutto la sinergia che c'è con le associazioni, ecco, che si sono veramente offerti, ecco, per andare a raccogliere questi alimenti. E invito tutti gli agrigentini, ecco, di essere molto generosi. E appena vedono questo logo di San Calogero, ecco, è un'opera di carità. Ecco, invece di fare, che so, un voto particolare, facciamo il voto di aiutare il prossimo. Ecco, con un pezzo, un po' di pasta, pane, ecco, quello che il cuore ci dice, perché l'Agrigentina è molto generosa, quindi dobbiamo essere molto numerosi a poter aiutare gli altri. Quindi viva San Calogero e viva Agrigento. Ecco, viva San Calogero e viva Agrigento. Ecco. Guardate, è una cosa meravigliosa, un'iniziativa veramente di cui siamo a conoscenza solo da poco tempo, organizzata dai Carabinieri, dal Cappellano, che veramente ci ha colti di sorpresa, ci ha invitato, abbiamo detto subito il nostro sì, perché noi viviamo di queste cose. In un'associazione come la nostra, che non vive di contributi pubblici ma semplicemente di offerte, è stato veramente il massimo quello di essere coinvolti in questa sensibilizzazione alla città. Come verrà la raccolta? La raccolta avverrà tramite supermercati, poi ci organizzeremo all'interno per andarla a ritirare e poi in base a quello che si raccoglie praticamente poi vediamo come ripartirle. Io vorrei fare una proposta, se la maggior parte delle cose vadano proprio a Villa Seta, perché è il quartiere più degradato, il quartiere di cui maggiormente hanno di bisogno, e spero che ci sia una raccolta bella concreta, forte, in modo che investe tanti campi, dagli alimenti, anche al vestiario per bambini, al latte in polvere per i bambini, a tutto quanto, che possa veramente dare una risposta nell'immediato a chi in particolarmente in questo periodo soffre la fame, e non solo per la pandemia ma perché avevamo perso il lavoro già da tanto tempo. Sì, noi abbiamo già di fatto messo in moto la nostra rete associativa, lanciando quello che è il messaggio che viene da questa iniziativa di oggi, di cui ringraziamo appunto il Comando Provinciale dei Carabinieri che ci ha voluto accanto, e chiaramente Don Salvatore che ha voluto questa iniziativa fortemente, e assieme appunto a tutti gli altri che stanno collaborando a questa iniziativa faremo in modo innanzitutto di lanciare questo messaggio, sensibilizzare tutte le nostre aziende associate ma anche quelle che non lo sono, perché questo è un obiettivo che va al di là di ogni singola sigla diciamo di associazionismo, e quindi da questo punto di vista cercheremo di fare la nostra parte mettendo a disposizione da un lato chi come supermercati ma anche farmacie, abbiamo avuto anche adesione di farmacie piuttosto che di articoli per bambini e quindi sanitari e quant'altro, faremo in modo di mettere da un lato a disposizione per la raccolta i carrelli sospesi che poi appunto verranno consegnati e raccolti ai volontari che potranno andarlo a ritirare, e dall'altro anche poter dare un contributo direttamente con le proprie imprese. Il Confcommercio è accanto a questa iniziativa perché ci crede e sappiamo bene che in questo momento abbiamo bisogno anche di tanta solidarietà che non è mai troppa. È disponibile ad entrare in questa iniziativa così positiva perché andrà a favore di chi ha bisogno. Ritengo che alla prossima riunione con il nostro delegato provinciale Marongio porteremo avanti una programmazione per venire incontro a quelle che sono le esigenze di chi ha bisogno del nostro contributo, sia personale e sia anche dell'intera associazione. Sì, come pubblici esercizi abbracciamo veramente con gioia questa iniziativa del colonnello. Solidarietà innanzitutto, cercheremo di fare del nostro meglio, ogni imprenditore donerà quello che può per aiutare chi si trova in condizioni di difficoltà.
Agguato ieri sera nella zona del litorale di Falconara, in territorio di Butera, in provincia di Caltanissetta, zona frequentatissima da moltissimi licatesi. Un bracciante agricolo, Luigi Gueli, 55 anni, incensurato, è stato raggiunto da più proiettili sparati da uno sconosciuto, uno dei quali lo ha centrato al volto. L'uomo era a bordo della sua macchina e percorreva una strada poderale di contrada Falconara nelle campagne comprese tra Licata e Butera, quando è stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco. Immediati soccorsi per l'uomo, che adesso si trova ricoverato in ospedale al San Giacomo d'Altopasso a Licata e sottoposto a delicato intervento chirurgico. Ad indagare sull'accaduto sono i carabinieri della stazione di Butera e quelli della compagnia di Gela. Un uomo, per futili motivi, qualche giorno addietro avrebbe inveito contro una coppia di coniugi, continuando con le minacce e le ingiurie, fino a quando si è abbassato i pantaloni e ha mostrato loro i genitali. Non contento delle offese e minacce, ha raggiunto la coppia fin dentro la loro abitazione, li ha malmenati. Le due vittime sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. L'uomo ha riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni, mentre la donna ha riscontrato la rottura della protesi dentaria. L'aggressore, un muratore 48enne di Santa Elisabetta, residente in Belgio, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento dai carabinieri della stazione cittadina, coordinati dal Comando Compagnia di Canicattì, per lesioni, atti osceni, diffamazione, minaccia e violazione di domicilio. I carabinieri, dopo aver ricostruito i fatti, hanno denunciato il 48enne e proceduto anche al ritiro cautelare di un fucile da caccia regolarmente detenuto dallo stesso. La campagna vaccinale nella provincia di Agrigento subisce una battuta d'arresto. A dirlo è il commissario straordinario dell'ASP, Mario Zappia, nel consueto punto settimanale sull'andamento epidemiologico nell'Agrigentino. A mancare questa volta non sono le dosi, ma la gente che ne richiede sempre di meno. Vediamo. Monitoraggio del Covid nella nostra provincia. Come ogni settimana analizziamo i dati, voi oramai siete abituati nella nostra sequenza settimanale. Il pachiderma scende, ma sempre con una incidenza sempre inferiore, perché questa settimana siamo al di sopra dei 200 positivi, però la curva non prende mai una pendenza decisa. E purtroppo vi devo dire che la nostra provincia nell'arco di questa settimana appena trascorsa si è mantenuta spesso ai primi posti dell'incidenza dei nuovi positivi, quindi vuol dire che qualche precauzione noi non la stiamo mantenendo. Su questo ritornerò subito dopo avervi dato i dati degli ospedali, perché i dati degli ospedali invece continuano a mantenere un trend in discesa. Abbiamo solo 2 pazienti a San Giovanni di Dio e, se Dio vuole, questa settimana riusciremo a liberare il reparto di medicina Covid, quindi riattivare la medicina, mentre su Ribera abbiamo 3 pazienti in degenza ordinaria e 2 in terapia intensiva. L'ospedale di Ribera, sapete che è diventato il nostro punto di riferimento ospedale Covid, quindi sta accogliendo solo con questo ospedale i pazienti Covid di tutta la provincia. Le malattie infettive stanno andando molto bene, abbiamo anche dei pazienti che vengono da fuori, abbiamo anche delle patologie importanti. Comunque devo dire che proprio stamattina sono stato a Ribera, c'è un bellissimo reparto, c'è un reparto vivo, con il primario che è ancora molto motivato, e quindi cercheremo di metterlo sempre più in condizione di lavorare bene per la nostra provincia ma anche per la nostra regione. Il punto fondamentale, un attimino vi rubo qualche minuto, per i vaccini. Allora, i vaccini nella nostra provincia stanno subendo un decremento come vaccinazioni giornaliere dovuto al fatto che le persone iniziano a richiedere di meno la vaccinazione. Siamo in corso di Open Day per gli over 60 e registro che il numero di prenotazioni che vengono fatte dai cittadini non è altissimo, per cui i nostri punti vaccinali stanno lavorando con un numero non soddisfacente di somministrazioni, ma non perché non ci sono i vaccini, in questo caso purtroppo non ci sono le persone che vogliono vaccinarsi. E questo è un dato che non riguarda solamente Agrigento, ma riguarda la Sicilia, ma anche Napoli per esempio. Alcuni colleghi, direttori generali, amici miei, mi rappresentavano la settimana scorsa questa difficoltà, la gente inizia a non richiedere più la vaccinazione.
e questo è un problema veramente grosso perché ci fa spostare in avanti il raggiungimento della immunità di gregge, che è quella a cui tendiamo di arrivare nel più breve tempo possibile. Quindi le vaccinazioni sono scese al di sotto delle 3.000 giornaliere, però il dato è comune a tutta la Sicilia. La Regione in questo momento, cercando di essere resiliente, quindi di mettere in campo delle modifiche, sta offrendo la vaccinazione non solo agli over 60, ma sta proseguendo con gli Open Day fino alla data di martedì 6 luglio, ampliando la platea a tutte le fasce età a partire dai 12 anni. Ritengo che questa sia la mossa giusta perché consente anche ai nostri giovani, che sono quelli che poi sono protagonisti nelle nostre vacanze, nelle serate delle nostre comunità, consentirà loro di potersi vaccinare e quindi raggiungere l'immunità che tanto ci garantisce. Quindi confidiamo che con questa apertura della Regione riusciamo a risalire con il numero di somministrazioni. Io vorrei raccomandarvi, a costo di annoiarvi, il solito refrain sulla prudenza che dobbiamo avere per la prevenzione. Il professor Ricciardi, che è anche il mio professore per la formazione post lauream, ha raccomandato, al di là di quelle che sono le normative, di utilizzare la testa. È un po' quel messaggio che vi abbiamo mandato settimana scorsa. È vero che non c'è più l'obbligo di mascherine, però nella nostra vita quotidiana cerchiamo di mantenere la mascherina a portata di mano e di usarla quando siamo anche all'aperto, a distanza ravvicinata con altre persone, e al chiuso cerchiamo di metterla sempre. Soprattutto perché adesso, anche nella nostra provincia, avete sentito che la variante Delta, ovviamente il virus galoppa e noi dobbiamo stopparlo con l'unica arma che noi abbiamo, quella del distanziamento, la mascherina. Insisto riproponendovi quella stessa immagine dove vedete che la protezione con le mascherine è quasi totale e comprende tutte le varianti del mondo, quindi questo è un metodo facile e utilissimo per evitare che noi portiamo a casa il virus con variante che è più diffusiva del 60% e ha degli effetti ovviamente sul nostro organismo che sono abbastanza devastanti se vanno a colpire il polmone. Vi vorrei rassicurare che le persone che hanno già fatto la seconda dose non manifestano malattia, l'evidenza fino ad oggi non manifestano la malattia conclamata, per cui al di là di una febbricola, di un raffreddore comune, di qualche dolore alle ossa e astenia, non hanno la patologia polmonare, che è quella poi invalidante che ti porta in terapia intensiva. In 3 rinviati a giudizio a Sciacca, nell'Agrigentino, per la morte di un bambino di 4 anni rimasto schiacciato nel febbraio 2020 durante le sfilate dei carri allegorici. Saranno processati per omicidio colposo Francesco Sclafani, il padre del bambino, Giuseppe Corona, presidente della società che organizzava la manifestazione, Giuseppe Sclafani, presidente dell'associazione culturale che ha allestito il carro allegorico dal quale è caduto il piccolo Salvatore Sclafani. L'udienza è stata fissata per il 12 ottobre. Per la pubblica accusa, Giuseppe Sclafani non avrebbe adottato le precauzioni necessarie per evitare che accadesse il tragico incidente. Giuseppe Corona, perché la sua società doveva garantire il servizio di sicurezza durante la sfilata dei carri allegorici. Francesco Sclafani per imprudenza, in quanto avrebbe collocato il figlio sul ripiano della struttura in cartapesta dal quale poi è caduto. Il padre del bambino, così come la moglie e un altro figlio minore, si sono costituiti tutti parte civile. Con la sentenza dello scorso gennaio 2021, la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana, ha respinto l'appello proposto dalla Procura regionale della Corte dei Conti, assolvendo da ogni addebito erariale l'ex assessore regionale Mariella Lobello, citata in giudizio per aver contribuito con il proprio voto favorevole in quanto componente della Giunta regionale all'adozione della famosa delibera numero 328/2013, così fornendo il proprio apporto alla programmazione
programmazione ed esecuzione dell'ormai ben noto progetto Spartacus, con un addebito alla stessa contestato pari complessivamente a quasi 900.000 euro. Costituitasi in entrambi i gradi di giudizio con il patrocinio dell'avvocato Girolamo Rubino, l'ex assessore Lobello aveva contestato l'assenza di qualsivoglia nesso causale tra la suddetta deliberazione e il presunto danno contestato dalla Procura. Con la medesima sentenza assolutoria resa in appello, la Corte dei Conti ha condannato l'assessorato regionale territorio ed ambiente della regione siciliana al pagamento delle spese giudiziali liquidate nella misura di 4.000 euro oltre rimborso spese. Tuttavia, a fronte del persistente mancato pagamento, l'ex assessore Lobello ha intrapreso una procedura esecutiva nei confronti dell'amministrazione regionale della stessa presieduta all'epoca dei fatti oggetto del giudizio di responsabilità, al fine di ottenere il pagamento delle somme spettanti. A seguito dell'avviata procedura esecutiva è stato richiesto di vincolare alla Tesoreria regionale le somme di 8.500 euro. Euroform racconta i mestieri a Villa Seta, stamani conferenza stampa al Comune di Agrigento. Arturo Cantella. Assessore Polo, allora parliamo di questa iniziativa che si svolgerà lunedì prossimo 5 luglio alle ore 19 a Villa Seta, che vuole raccogliere i tanti ragazzi verso un mestiere in collaborazione con Euroform. Euroform racconta i mestieri nel quartiere di Villa Seta, è un'iniziativa in sinergia con il Comune di Agrigento, Euroform, ma non solo, la parrocchia con Dorrino Lauricella, la parrocchia con Cattedrale di Villa Seta, CNA, i Tamburi di Girgenti, i volontari di strada, Croce Rossa Italiana, cioè tutte queste sinergie positive presenti sul territorio che mettono a disposizione le proprie professionalità, le proprie conoscenze per arrivare a che cosa? Ad un messaggio indirizzato proprio a quella fascia di giovani, a quella fascia anche di soggetti, di ragazzi che abbandonano il mondo della scuola ma che potrebbero appassionarsi attraverso quella che è la conoscenza dei mestieri messa a disposizione dalla scuola dei mestieri Euroform e quindi perché no pensare ad un percorso di vita diverso e anche lavorativo per il futuro. Partiamo da Villa Seta perché riteniamo che il quartiere di Villa Seta abbia delle risorse fondamentali, delle risorse importanti, delle preziosità di professionali che potrebbero mettersi in campo e da lì partire per arrivare a tutti i quartieri della città. Quindi non è una tappa che si ferma solo a Villa Seta, ma è l'inizio di tutta una serie di tappe che vedranno tutti i quartieri della città interessati per raccogliere e perché no dare questo messaggio di positività a tutta la città. Anche la Chiesa è coinvolta in questa iniziativa, un'iniziativa sicuramente interessante che mira anche a coinvolgere i ragazzi verso un lavoro, verso un mestiere. Il compito della comunità ecclesiale è formare l'uomo, la persona, per poi farlo diventare anche credente. Quindi la comunità non si sottrae a questo tipo di servizio di lavoro sinergico con le realtà presenti nel territorio perché la comunità è inserita in un territorio e vuole aiutare anche tutte le altre realtà presenti ad aiutare le persone, in particolare i ragazzi, giovani, a costituirsi come persone vere e proprie. Quindi la ricerca di un futuro attraverso il passaggio di un lavoro potrebbe anche aiutare i nostri ragazzi a far sviluppare tutte quelle realtà innate che portano dentro nel cuore e quindi quei sogni che possono anche realizzarsi, quindi dare speranza che i loro sogni si possono anche realizzare e non rimangono solo sogni nel cassetto. E quindi la comunità parrocchiale, la comunità ecclesiale si mette a disposizione e mette a disposizione le buone risorse della comunità per aiutare i ragazzi stessi a vivere bene la loro vita. Un'interessante iniziativa a cui Euroform sta lanciando non solo a Villa Seta, ricordiamolo, per lunedì prossimo alle ore 19, ma che sarà itinerante anche negli altri quartieri agrigentini come Monserrato, Fontanelle. E questa è una politica di sviluppo territoriale che noi vogliamo mettere a disposizione della nostra città di Agrigento, una città grande che è anche contraddistinta da diverse frazioni. Partiamo da Villa Seta. L'obiettivo è quello di promuovere mestieri, sensibilizzare le famiglie a questa politica di sviluppo che Euroform ormai da diversi anni incentiva in altre realtà della regione siciliana
finalmente con questa amministrazione, ringrazio il sindaco e l'assessore Vullo per la grande sensibilità, partiamo da Villa Seta ma non ci fermiamo a Villa Seta, nei prossimi mesi prenderemo in considerazione altre frazioni della città come Fontanelle, Villaggio Mosè, eccetera, proprio per orientare i ragazzi e i loro genitori alla formazione dei loro figli verso un mestiere che possa dare autoimpiego e occupazione e anche dignità sociale. Noi incentiviamo una politica di associazionismo e in questo ringrazio anche in questa occasione a Villa Seta i volontari di strada, la CNA, proprio perché lo sviluppo parte dal basso, come dice l'Unione Europea, dobbiamo fare rete e dobbiamo soprattutto mettere in campo gli strumenti che sono fondamentali per creare sviluppo e in questo devo dire che l'Unione Europea ultimamente in base al Recovery Fund arriveranno tanti soldi da parte dell'Unione Europea che verranno gestiti dalle regioni, dal governo nazionale e dai vari governi locali proprio per incentivare la politica di sviluppo che parte dai giovani verso lo sviluppo dell'impresa. Gli scatti di Alessandro Tedesco per Aquarinto in mostra alla Chiesa San Pietro di Agrigento, una delle iniziative in occasione della giornata del rifugiato. Vediamo. Nell'ambito delle relative giornate dei rifugiati 2021, Aquarinto SAE ha organizzato una serie di eventi, tra questi uno anche nella nostra città d'Agrigento, una mostra fotografica dal tema I colori del nero, curata da Alessandro Tedesco, che ha aperto i battenti nella giornata di ieri, 2 luglio, presso la chiesa San Pietro, spazio Temenos. L'autore sceglie il colore e non il bianco e nero per descrivere momenti di vita ritratti dal 2013 al 2021 nei suoi viaggi in Nord Africa e Medio Oriente e agli ospiti del centro di accoglienza che l'associazione Aquarinto gestisce nel territorio agrigentino. Presente anche il noto fotografo agrigentino Tano Siracusa. L'inaugurazione di questa mostra fotografica diciamo che rientra nell'ambito delle attività dell'associazione Aquarinto che vogliono promuovere la giornata mondiale del rifugiato. Era una serie di attività che sono iniziate a inizio giugno e finiranno il 5 luglio con il convegno finale dove parteciperanno tutti i referenti dei progetti dei vari centri di accoglienza che sono sul territorio agrigentino e anche le istituzioni e gli enti locali. Ecco, la mostra su quali soggetti l'hai incentrata? La mia mostra ho voluto riprendere come faccio di solito momenti di vita che nei miei viaggi in Nord Africa, in Medio Oriente, non sono altro che momenti di vita, niente più che questo. Ecco, che testimoniano in ogni caso il tuo percorso culturale anche che hai avuto e la vicinanza a certi fenomeni. Sì, il mio percorso culturale, a me quello che attrae di più forse è un certo tipo di umanità, non quella che viviamo noi qui quotidianamente, ma un'umanità più sincera, più semplice e anche più complessa se vogliamo. Questo mi attrae, e questo forse voglio restituire quando fotografo, se ci riesco. Io ho raccolto molto volentieri l'invito, non conoscevo Alessandro per questa sua attività fotografica e per l'attività di scrittura anche, o meglio, avevo letto degli articoli, dei brevi racconti che aveva pubblicato Alessandro su Sud-Ovest. Mi erano molto piaciuti, racconti che ritrovo assieme a tanti altri nel libro che comprende anche alcune di queste fotografie, non tutte. Il libro si intitola Il viaggio di Mukhtar, storie di migranti raccolte da un insegnante di frontiera, e l'insegnante di frontiera è appunto Alessandro. È un libro secondo me assolutamente necessario, dove le parole integrano le informazioni
che veicolano queste immagini fotografiche. In fondo queste fotografie raccontano, descrivono contesti che precedono e seguono il dramma dei viaggi. Il dramma dei viaggi che Alessandro racconta magnificamente, secondo me, con un linguaggio da reporter molto trasparente, molto funzionale, molto efficace. Storie che non possono farci riflettere, storie che se lette e dovrebbero, secondo me, dovremmo farlo un po' tutti e farlo di più, se lette metterebbero fortemente in crisi l'atteggiamento di tanti, che è un atteggiamento di indifferenza o di rifiuto proprio di rapporto con questi ragazzi, con queste ragazze che sono protagonisti di vere odissee che racconta appunto Alessandro in questo magnifico libro. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Dopo anni di silenzio, finalmente il governo Musumeci ha deciso di pubblicare l'avviso per la realizzazione di 2 termovalorizzatori in Sicilia. Lo scrive in una nota il responsabile regionale del Dipartimento Ambiente di Italia Viva, Claudio Lombardo, che prosegue: lo scopo è quello di trasformare in energia la frazione di rifiuti che non può essere differenziata come avviene in gran parte del mondo. I 2 impianti, uno per la Sicilia occidentale e l'altro per la Sicilia orientale, avranno ciascuno una capacità di trattamento di circa 400.000 tonnellate l'anno. Ovviamente la stella polare a cui dobbiamo tendere è la raccolta differenziata del ciclo di rifiuti. La Sicilia oggi differenzia fino al 40,3%, nonostante ci siano un gran numero di comuni virtuosi che superano ampiamente l'80% di differenziata. Purtroppo, prosegue Lombardo, l'isola paga l'inefficienza organizzativa delle 3 città metropolitane, Palermo, Messina e Catania, che raccoglie appena l'8,6%. Bisogna chiudere la stagione delle discariche, non possiamo più inviare all'estero i nostri rifiuti a costi esorbitanti o ancor peggio continuare a bucare il suolo siciliano per riempirlo di rifiuti. Smantellamento della sede regionale di Terna, proteste a Palermo, il sindaco Orlando scriverà alla società. Vediamo. Ci sono alcuni aspetti che sono emersi da questo confronto. Il primo, che c'è un rapporto virtuoso vizioso Palermo-Sicilia, Sicilia-Palermo, nel senso che può accadere che un impavimento palermitano o un arricchimento palermitano produce effetti sulla Sicilia e viceversa. Credo che questo sia uno di questi casi, un caso in cui c'è un rapporto di contaminazione, in questo caso negativo, tra la Sicilia e Palermo e la Sicilia, con la ragione per la quale avete visto che non mi sono distratto, ma ho modificato la lettera che penso bisogna mandare subito al Stefano Donnarumma, che è il delegato di Terna. Il secondo passaggio, siamo in presenza di un intervento che sta tutto dentro il PNRR, sostanzialmente nella filosofia del PNRR, a prescindere se le risorse vengono o non vengono dal PNRR, cioè della transizione e dell'innovazione dal punto di vista energetico. E il terzo passaggio è la conferma, se ne fosse bisogno, cosa che mi sono permesso di dire ripetutamente, che è una battaglia di retroguardia limitarsi a chiedere il 34% di investimenti al sud, quando bisogna chiedere chi e come farà questi investimenti. Perché se tu fai il 34% di investimenti al sud, tutti eterodiretti da Milano piuttosto che da Roma, non promuovi classe dirigente, non promuovi professionalità, non promuovi cioè quell'effetto indotto che normalmente hanno questi investimenti. Quindi sostanzialmente dai al Mezzogiorno soltanto l'opera, senza dare invece al Mezzogiorno l'arricchimento che viene da chi l'opera la prepara, la predispone, la progetta, la controlla, la esegue e poi dopo la gestisce. Siamo in presenza di una cosa che assomiglia a 1 miliardo e 800 milioni, 2 miliardi di investimento soltanto in Sicilia, in una condizione nella quale la Sicilia geograficamente si trova ad essere un punto di riferimento obbligato per il suo rapporto geografico rispetto a Tunisia, Libia, Nord Africa e Malta in particolare. Quindi io credo che proprio facendo seguito a questo incontro, se voi siete d'accordo, io manderei una nota al Stefano Donnarumma, al senatore delegato
di Terna, farei un incontro mirato su Terna, se siamo d'accordo, cioè lo farei mirato sull'autonomia di Terna, che credo possa essere più efficace rispetto ad altri interventi. Normale che questa nota venga immediatamente spedita al nome evidentemente della città e dei comuni siciliani. È evidente che sarà cura di tutti informare di questo il governo della regione, perché laddove ritenga possa intervenire quella parte di competenza. A me non è dato di rappresentare la regione, quindi diciamo, da questo punto di vista io posso fare quello che mi è consentito, ma ovviamente farò avere la copia di questa lettera anche al governo regionale, perché valuti il governo regionale se e quali iniziative possa adottare, ancorché sia una materia che è una materia totalmente nazionale, cioè totalmente rimessa alla competenza nazionale. Sicuramente attualmente in Sicilia Terna conta circa 200 dipendenti, di cui più della metà, 115 a Palermo. È chiaro che però non è che è il numero attuale quello importante da valutare, è il numero in prospettiva degli investimenti, perché gli attuali dipendenti non potrebbero garantire la realizzazione di tutti gli investimenti che sono sul piano industriale. Quindi sicuramente il problema occupazionale riguarda le opportunità che ci sarebbero, perché probabilmente per realizzare gli investimenti sarebbe necessario il doppio della forza attualmente presente. Una riorganizzazione come quella di una grande società come Terna, per capire come meglio gestire le risorse che arriveranno rispetto a tutti questi investimenti, e soprattutto con la resista potrebbe essere rivista, perché Palermo e quindi in generale la Sicilia, che Palermo comunque è la realtà più di questa decisione che a cascata si riversa poi in tutta la regione. La cosa ancora più stupefacente è che parliamo di una società a partecipazione pubblica. 15 stazioni FS. Questo significa, come dire, a fronte in ogni caso di un personale che non è stato mai incrementato. Si aggiungeranno ulteriori investimenti, quindi che presupporrebbero un dispiego di forze operative e anche di un sistema governativo. Dicendo una cosa, no, non la dico, se non posso fare. Assolutamente ottimista, ma neanche pessimista. Noi su questa cosa resistiamo, e soprattutto se il piano trasforma nazionale che dice che non è d'accordo, a me basta che dica non è d'accordo, a partire da Sicilia c'è io adesso pensavo di mandare questa nota e la prossima settimana di contattare attribuire il giusto ruolo, quindi la strategicità che il nostro territorio riveste in questo momento storico, considerato che sarà investito da investimenti, scusate il bisticcio di parole, consistenti, e che peraltro pochissimi giorni fa sono stati, in giunta notizia, è stato appunto autorizzato. Il comune di Tusa farà parte dei 201 comuni italiani che per la loro sostenibilità ambientale hanno ottenuto la bandiera blu 2021. C'è il servizio. Questa che vedete alle mie spalle nel 2010 non esisteva più, il mare arrivava qui e abbiamo avuto finalmente la premiazione con la bandiera blu anche di questo tratto di costa. Per noi costituisce il coronamento di un sogno e il punto terminale di una grande programmazione, ma iniziale di una ulteriore programmazione. Basta considerare che prima della fine della stagione estiva sarà inaugurato il sottopasso pedonale che dalla stazione ferroviaria porterà questa spiaggia a bandiera blu in meno di 3 minuti. E a monte del sottopasso abbiamo chiesto l'area in concessione per fare un parcheggio grande quasi 2000 metri quadrati. Pensate che meraviglia, si arriva con la macchina o col treno, si scende alla stazione o si parcheggia alla stazione in 3 minuti, si scende e si arriva qua e si è a mare.
Un grande complimento va fatto all'amministrazione di Tusa, che per il 7° anno consecutivo è riuscita ad ottenere questo duplice riconoscimento, e di questo ne va dato merito. Chiaramente è un lavoro comunque di squadra che viene condotto sul territorio non durante l'estate ma durante tutto l'anno, proprio per garantire degli standard di efficienza e di offerta dei servizi qualitativamente importanti, e il riconoscimento del 7° anno della bandiera blu dà il giusto merito al territorio, un territorio che ricade nell'ambito del circondario marittimo di Sant'Agata-Militello, che quest'anno si è arricchito con un ulteriore riconoscimento, il primo per il Marina di Capodorlando e l'unico per l'intera Sicilia per ciò che riguarda gli approdi turistici. Ma per noi ormai fortunatamente la bandiera blu è diventata una costante e ogni anno abbiamo il piacere di issarla presso le nostre spiagge, che sono un gioiello e per il quale abbiamo fatto degli investimenti a partire tantissimi anni fa per raggiungere questo prestigioso riconoscimento. Non vi nego che da un punto di vista economico questo come amministrazione comporta degli esborsi abbastanza rilevanti, ma devo dire che allo stesso tempo ha fatto sì che i grandi risultati raggiunti dalla mia amministrazione prima e adesso dall'amministrazione del sindaco Miceli hanno fatto sì che sono di gran lunga aumentati i posti di lavoro nel nostro territorio, perché sono di gran lunga aumentate le presenze a Tusa. Un lavoro duro ma di squadra, un lavoro che ci impegna 365 giorni l'anno, ma non tanto per dire la solita frase, è un lavoro che impegna l'amministrazione, è un lavoro che impegna anche la cittadinanza, i turisti, i quali rispondono veramente in maniera ottimale. Fino a quando siamo riusciti ad ottenerla anche quest'anno attraverso un'attività che presuppone non solo i servizi che voi vedete, ma un'attività che fanno le scuole durante l'inverno, ha una raccolta differenziata che va sempre a crescere, ha la partecipazione ai contratti di costa, i lavori sono in corso, poi riprenderanno a settembre, a una serie di attività a cui noi partecipiamo e partecipiamo con un grande spirito di abnegazione e con grande senso di responsabilità. E ci spostiamo adesso a Salina per il Mare Festival. Vediamo. Spazio anche ai nuovi registi a Mare Festival Premio Troisi. A ricevere il riconoscimento per la sezione emergenti, tra gli altri, il giornalista e scrittore catanese Francesco Santocono, autore del mediometraggio Io e Freddy sul delicato tema dell'HIV. Il film, che vede tra gli attori Alessandro Haber, premio Troisi nel 2016, Stella Egitto, già premio Mare Festival nel 2016, Gabriele Vitale, Luca Villaggio e Mario Opinato, premio Mare Festival nel 2012, racconta di un giovane studente universitario diviso tra l'odio verso gli omosessuali e l'amore nei confronti di Chiara, una ragazza apparentemente tranquilla ma dalle frequentazioni assai promiscue e pericolose a fare da sfondo l'incredibile fantasma di Freddie Mercury che guiderà il protagonista verso la mala scoperta della positività al virus dell'AIDS. Un premio inaspettato, perché un premio così importante all'inizio non ci credevamo nemmeno, però sono molto felice perché rilanciamo un argomento straordinario che è quello della lotta all'AIDS, che sembra dimenticato soprattutto dinanzi alla pandemia, sacrificato alla pandemia del Covid, ma è una malattia ancora presente, ancora forte, soprattutto tra i giovani. Il film ha lo scopo di diffondere la prevenzione contro l'AIDS, ma lancia temi importanti, lancia il tema del bullismo, lancia il tema dell'omofobia, ma anche sprona i ragazzi alla donazione del sangue, e poi c'è una piccola particina contro l'uso cattivo dei social network, che io ritengo un vero virus sociale su cui bisogna concentrarsi nel prossimo futuro. Una produzione che ha l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico, in particolare i giovani, al tema dell'HIV, superando i canoni del linguaggio freddo della medicina, così ancora Santocono, che è anche responsabile della comunicazione dell'azienda ospedaliera Garibaldi di Catania.
Il film è un genere di arte che ancora riesce a penetrare soprattutto nei giovani, anche se oggi i giovani cercano ritmi più incalzanti, però bisogna cominciare a lavorare tutti insieme per farli riflettere, per fargli sentire che la vita non è la scatoletta che ci portiamo dietro, ma è qualcos'altro. La vita reale va riscoperta e va vissuta, e soprattutto va vissuta bene. La prima serata si è già conclusa, il decennale ha preso ufficialmente il via. Massimiliano Cavaleri è il direttore artistico e l'ideatore di questa kermesse che quest'anno celebra un traguardo importante. Beh sì, abbiamo festeggiato questo compleanno, i primi 10 anni di Mare Festival Sardinia Premio Troisi, qui Troisi girò il postino, noi ogni anno lo celebriamo, lo ricordiamo. E ieri sera la prima serata molto emozionante, abbiamo ricordato i 58 premi Troisi dati in queste 9 passate edizioni e abbiamo consegnato il premio Troisi a Barbara De Rossi, una bellissima attrice dalla lunghissima carriera che abbiamo raccontato in un'intervista sul palco di Malfa, il comune quest'anno ci ospita nell'isola di Salina, e poi Claudio Costrogiovanni, un attore, come dire, di adozione messinese, quindi siciliano nel sangue, che ha raccontato la sua lunghissima carriera del teatro, nel cinema, nella televisione, i ruoli mafiosi che ha interpretato. Stasera la seconda serata, aspettiamo un'altra eccellenza siciliana, Claudio Gioè, interprete di Macari, grande successo, campione di incassi di Rai 1 e di Audience, e ci racconterà anche lui un po' della sua carriera e del prossimo impegno che sarà sicuramente Macari 2, la seconda stagione. E poi Roberto Lipari, il comico che ci farà ridere e riflettere con la sua comicità sofisticata. E poi domani ancora Piff, Paolo Ruffini, Silvia Mezzanotte, Claudia Colle e tantissimi altri ospiti che si aggiungono alla nostra madrina immancabile presenza al festival, Maria Grazia Cucinotta. Massimiliano, non soltanto cinema ma anche tanti eventi collaterali che arricchiscono questa edizione. L'edizione del festival è sempre stata un grande contenitore culturale. Quest'anno, come l'anno scorso, abbiamo scelto come tema dominante la salute, pensando a come cambierà la salute e anche la sanità, quindi i sistemi sanitari dopo il Covid. Quindi con una serie di rappresentanti istituzionali, illustri relatori, abbiamo dedicato i pomeriggi su questa tematica di attualità. Dunque medicina di genere, Europroject Management, chirurgia ricostruttiva, dermatologia e tanti altri argomenti per centrare i riflettori anche su tematiche importanti. Quindi non solo spettacolo e intrattenimento, ma anche cultura e attualità. Un'occasione di rilancio anche turistico per quest'isola. L'isola ha segnato ormai il sold out in tantissime strutture ricettive, il festival muove tanta gente e questa è una cosa importante perché i festival non devono soltanto fare immagine ma essere un motore per l'economia, soprattutto in un momento di ripartenza e di rilancio turistico come quello che stiamo vivendo adesso dopo i lockdown. Ad Agrigento, a San Leone, all'Hotel Dioscuri, lunedì prossimo 5 luglio dalle ore 8:30 in poi, l'Ordine degli Architetti, presieduto da Rino Lamendola, ha organizzato un seminario sugli incentivi del Superbonus 110%, tra le procedure, i requisiti, i controlli e il ruolo del professionista. Il seminario si concluderà in tarda mattinata con un question time, durante il quale i relatori risponderanno alle domande proposte dai partecipanti. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.